4 ottobre 1895 nasce in Kansas Buster Keaton. Figlio di acrobati, cresce nell'ambiente del music hall e del vaudeville e inizia precocemente la sua carriera di attore. Celebre per la sua espressione stralunata e triste, Keaton, negli anni '20, è regista, sceneggiatore e attore di una lunga serie di film muti. Con l'avvento del sonoro, attraversa un periodo di crisi personale e professionale. Torna alla ribalta recitando in Viale del Tramonto di Billy Wilder e in Luci della ribalta di Charlie Chaplin. Muore il 1 febbraio 1966.